Tragedia stamane a Mira, anziano finisce con l'auto nel naviglio del Brenta a Oriago, il mezzo recuperato dai vigili del fuoco, nulla da fare per l'uomo. 7 persone ferite, tra le quali 2 bambini, inchiesta aperta sull'incidente del trenino monorotaia deragliato al Carnival World di Lazise. Picchia la fidanzata e per vendetta ruba foto intime di lei per inviarla ad amici e parenti a Padova, 32enne denunciato dalla ragazza. 3 19enni di Macerata arrestati dai carabinieri, hanno rapinato un 16enne a Breda di Piave dopo averlo minacciato con una pistola che si è poi scoperto essere d'aria compressa. Nuova denuncia di razzismo nella Marca, un imprenditore racconta di essere stato accusato di furto in un locale dove stava tenendo uno spettacolo, questo solo per il colore della mia pelle, dice. Portato a lungo ma sempre con il sorriso contro la SLA, che l'aveva colpito 5 anni fa, aveva raccontato la sua esperienza in un libro, si è spento a Ponzano, Mauro Benettoni. Avvia la settimana che vedrà alzarsi il sipario sulla mostra del cinema, misure di sicurezza e attesa per le star e il film al Lido di Venezia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, buon inizio di settimana. La cronaca in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, soltanto 48 ore fa, sabato, vi raccontavamo di una tragedia della ragazza di 36 anni di Musile di Piave che era finita con l'auto in un canale a Jesolo, 48 ore dopo a Mira, una tragedia molto simile, stavolta la vittima è un anziano. Ci racconta quanto è accaduto a Mira Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mira, dove questa mattina è avvenuto un altro tragico incidente stradale. Erano circa le 6 quando un 75enne del posto, probabilmente a causa di una manovra sbagliata a bordo della sua auto, ha perso il controllo ed è scivolato nel naviglio del Brenta a ridosso di Piazza Mercato sul lato della regionale 11 brentana e poi è annegato. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata la giovane dipendente di un bar della zona che stava aprendo il locale. L'ha visto sbracciarsi all'interno dell'abitacolo proprio mentre il mezzo andava a fondo e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri e i vigili del fuoco insieme ad un'ambulanza, ma ormai non c'era più nulla da fare, l'anziano era annegato. L'auto è stata poi recuperata dai vigili del fuoco intorno alle 7:30. Si tratta del secondo incidente più o meno con la stessa modalità che avviene a distanza di pochi giorni, l'ultimo, il secondo a Jesolo sabato, dove una 36enne di Musile di Piave, una donna moldava, ha perso il controllo del mezzo ed è finita capovolta in un canale per poi morire anche lei annegata. Da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso andiamo a parlare dell'incidente avvenuto ieri nel parco divertimenti di Lazise nel Veronese con il trenino monorotaia deragliato e le 7 persone ferite. Un'inchiesta viene aperta per far luce sull'incidente. È accaduto intorno alle 17 a Movieland. Il trenino monorotaia Back to the Backstage è precipitato da un'altezza di 2 metri. 7 persone, tra cui 2 bambini, sono rimasti feriti. L'area si trova all'interno del più grande parco divertimenti di Carnival World a Lazise, in provincia di Verona. Sono stati momenti di vero terrore, il boato, le urla dei visitatori. Sul posto si sono precipitati subito i vigili del fuoco, l'elicottero del SUEM e 3 ambulanze del 118. I feriti, fortunatamente non sono gravi, sono stati portati all'ospedale Borgo Trento di Verona e alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata la rottura di un bullone a far sganciare ad un tratto il binario, causando così il ribaltamento di 2 carrozze. I vigili del fuoco di Bardolino sono dovuti intervenire utilizzando una piattaforma anche per portare a terra da alcuni vagoni rimasti bloccati sul binario altre 7 persone. Il trenino è una delle attrazioni più richieste dai turisti perché percorre tutto il perimetro del parco per far ammirare tutte le attrazioni da punti panoramici. Sul grave incidente è stata aperta un'inchiesta. I parchi divertimento devono avere standard di sicurezza elevati, la manutenzione è l'elemento essenziale per garantire l'incolumità dei visitatori. L'area è stata recintata per permettere i soccorsi ed evitare ai curiosi di avvicinarsi alla zona dell'incidente. E ora la vicenda che arriva da Padova di una violenza all'interno di una coppia, una 32enne che viene denunciato dalla fidanzata, la stessa fidanzata che era stata picchiata dal suo compagno
per l'ennesima volta, per tante volte non aveva denunciato quando, era accaduto la violenza. L'ultima volta invece non ce l'ha fatta più ed ha denunciato il fidanzato, ma fidanzato che non è solo denunciato per le percosse alla compagna, anche per aver per umiliarla, inviato delle foto intime della ragazza a parenti e amici, e per questo adesso rischia grosso con la nuova legge sul revenge porn, quindi una nuova denuncia per aver appunto mandato queste immagini a parenti e amici. Nel Trevigiano invece a Breda di Piave 3 diciannovenni vengono arrestati dai carabinieri di Spresiano per aver rapinato un sedicenne. È accaduto appunto a Breda di Piave. I 3 viaggiavano su una Opel Tigra guidata da uno di loro, hanno avvicinato il sedicenne sotto la minaccia di una pistola, poi risultata essere ad aria compressa, di quelle in libera vendita. Gli hanno intimato di consegnare il denaro che aveva in tasca, appena 10 euro. Dopo essersi dileguati, i 3 sono stati rintracciati dalla pattuglia dei carabinieri e bloccati dopo un breve inseguimento. All'interno dell'auto è stata rinvenuta anche la pistola. I giovani sono stati arrestati appunto e portati in carcere. Ancora dalla Marca, con una nuova accusa, una nuova denuncia per razzismo. Soltanto qualche giorno fa ricorderete il caso del 53enne di Salgarede, appunto, che aveva denunciato di essere stato insultato e minacciato anche soltanto per aver chiesto un'informazione. Accadeva a Ponte di Piave. La nuova vicenda invece viene da Loria. Accusato di furto perché sono nero. È convinto di questo Dani Levan Concession, di origine dominicana, fondatore della scuola di ballo Puppets Family di Treviso. Sabato sera con alcune sue ballerine si trovava per uno spettacolo in un locale di Loria quando le cameriere si sono accorte che erano spariti dallo spogliatoio 20 euro e 3 anelli. A raccontare quanto accaduto lo stesso imprenditore trentenne in Italia da quando aveva 9 anni. Ha spiegato di essere stato accusato del furto e di aver aperto il proprio zaino per dimostrare la sua innocenza, ma nonostante questo, continua Dani, sono stato cacciato dal locale e non siamo nemmeno stati pagati per lo spettacolo. Secondo il ballerino si tratterebbe di un nuovo episodio di razzismo dopo quello accaduto appena una settimana fa a Ponte di Piave, dove un trentenne senegalese era stato insultato per il colore della sua pelle da un cittadino dopo che gli aveva chiesto un'informazione. Ma i titolari del locale di Loria rigettano ogni accusa di razzismo. Si è trattato di un malinteso, il colore della pelle non c'entra nulla, le cameriere hanno detto di essere state derubate e gli unici a essere entrati nello spogliatoio sono stati il ragazzo e le ballerine, spiega il titolare, che aggiunge ancora: non sarebbe cambiato nulla se fosse stato bianco, abbiamo solo detto che prima di pagare avremmo voluto verificare le immagini delle telecamere della videosorveglianza, che però ovviamente sono fuori dallo spogliatoio. Vorrei precisare, continua ancora il titolare, che non c'è stata alcuna forma di razzismo nei confronti di nessuno, è un sentimento che non appartiene né a me né al nostro locale, speriamo che ci sia un chiarimento al più presto. Ed ora la piaga della droga e tante vittime di overdose, spesso purtroppo per la cosiddetta eroina gialla. C'è una svolta nelle indagini sulla morte del 23enne di Cittadella, denunciato infatti un terzo uomo presente nell'appartamento quella sera. Omissione di soccorso. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia del terzo uomo presente nell'appartamento di Cittadella, dove il 23enne Federico Bertollo è morto la settimana scorsa per un'overdose di eroina e cocaina. Numerosi gli elementi raccolti e che hanno chiarito la posizione di un 43enne amico del giovane. L'uomo, nonostante la denuncia, rimane in libertà. Secondo gli inquirenti non avrebbe chiamato immediatamente i soccorsi quando Federico si è sentito male, un ritardo che lo ha condannato a morte. Inoltre sarebbe stato lui ad accompagnare Federico dal 49enne in carcere ora con l'accusa di avergli venduto e poi iniettato la dose letale di droga. Ed ora il lutto per la scomparsa di Mauro Benetton. Da 5 anni nella sua Ponzano lottava contro la terribile SLA. Una malattia che aveva affrontato però con il sorriso e anche raccontando la sua esperienza nel libro La Coccinella, scritto a 4 mani con il giovane Francesco Dal Poz, figlio dell'amico di sempre Toni. Questo libro pubblicato nel 2017 aveva espresso con questo libro anche l'amore per la vita, una persona importante, un simbolo della lotta
alla SLA, che anche noi conosciamo bene, l'abbiamo seguito anche con l'associazione Veneti Schiacciati dalla crisi a lungo, ci aveva raccontato insomma attraverso anche le parole della sua famiglia questa lotta, sempre però con il sorriso, con la voglia di vivere alla terribile malattia che ieri se l'è portato via a 53 anni. Adesso a Ponte nelle Alpi, allora ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Tiziana Bolognani per vedere come sta andando il primo giorno della chiusura, attesa chiusura del ponte di Santa Caterina, quindi uno snodo molto importante per tutto il territorio. Tiziana, a te. Sì, buongiorno da Ponte nelle Alpi, da dove vi posso dire con estrema tranquillità che tanto tuonò, ma alla fine non piove. E sì, perché la chiusura del ponte Santa Caterina, che taglia in due la statale 51 di Alemagna, contrariamente all'ordinanza che prevedeva lo stop al transito un minuto dopo la mezzanotte di oggi, è diventata realtà solo alle 8:20 di stamattina, prendendo in contropiede chi diligentemente si era stato un'ora prima in previsione dei disagi che fino ad ora non ci sono stati. Discordanti le versioni istituzionali sul motivo per il quale il ponte non sia stato chiuso dalla mezzanotte. Per il sindaco di Ponte nelle Alpi si è trattato di un disguido causato dal passaggio di consegne fra l'ANAS e il consorzio di imprese che ha in appalto i lavori. La prefettura ha riferito che le maestranze arrivavano solo stamattina. Il sindaco di Belluno ci ha detto invece che dalle sue informazioni il ponte era già chiuso 15 minuti dopo la mezzanotte. Ad ogni buon conto ora il transito è ufficialmente interdetto sul ponte di Santa Caterina e i disagi, se ci saranno, sono posticipati all'orario di uscita dei lavoratori dalle fabbriche del Longaronese. Dopo le 17 quindi la prova del 9, intanto vi diciamo pure che a causa della segnaletica scarsa e approssimativa molti sono stati gli automobilisti tratti in inganno, quelli cioè che non vedendo indicazioni di percorsi obbligatori per lo più turisti o trasportatori da fuori provincia si sono spinti fino a ridosso del ponte per poi fare dietrofront. In tarda mattinata l'ANAS ha provveduto a sbarrare anche il viale d'accesso al ponte che si chiama Viale Roma e così il problema è stato risolto. Ricordiamo che i lavori di messa in sicurezza del ponte si protrarranno fino al 3 novembre e che la bretella autostradale della A27 Cadola Pian di Bedoia è l'alternativa assieme alla sinistra a chiave che è la 50 del Grappa per chi dovesse recarsi verso il Feltrino e il Lagordino. Per ora è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani per questo aggiornamento su questa mattinata molto attesa. Adesso continuiamo il nostro viaggio tra le famiglie delle case popolari, se ne fa un gran parlare in queste settimane, in questi mesi per la protesta contro il rincaro degli affitti ATER, la riforma regionale. Noi siamo tornati in via Prabello a Favaro dove le famiglie denunciano da tempo le nostre case, è diventata una trappola, il nostro rione si è trasformato in un ghetto, siamo costretti a vivere nel degrado. Vediamo insieme il perché. Case di via Monte Prabello a Favaro Veneto, qui tutte le 50 e più famiglie hanno ricevuto l'aumento dell'affitto. Continua anche oggi il nostro reportage sugli alloggi ATER della Vergogna, costruzione degli anni 70 ma mai manutenzionate al punto che anche l'ordinario qui è diventato straordinario. Calcinacci, pezzi di marmo e cornicione si staccano ripetutamente dal tetto e da sotto le finestre per cadere direttamente sul cortile mentre i bimbi giocano o, come in questo caso, planare sul poggiolo del piano di sotto e lì trovare l'equilibrio nel disequilibrio totale. E poi ci sono i lavori mai completati degli sfiati delle caldaie. Vedete questi tubi? Sono quelli che anziché essere stati portati sopra i tetti sfiatano fumi di ogni genere direttamente sotto alle finestre delle case, intossicando chiunque abbia l'ardire di aprirle, paradossalmente, per far cambiare l'aria. Pratica in uso da molte famiglie qui, specie d'inverno, è necessaria per cercare di contrastare l'umidità che qui si vede con appartamenti letteralmente mangiati dalla muffa che divora ogni cosa, materassi, lenzuola, vestiti, persino le scarpe. Si sta sbriciolando tutto, guarda come cade giù, tutto, guarda, che crepe qua, anche questo.
Ma non basta, guardate questa lamiera mai messa in sicurezza che spunta sotto a un porticato proprio a ridosso di uno dei tanti tunnel che mettono in collegamento due degli ingressi dello stabile dove, manca a dirlo, i bimbi si dilettano a ritrovarsi per i giochi lungo la corte. E poi le crepe e le lesioni che si estendono per metri in verticale sia lungo i muri perimetrali che, e qui c'è da temere il peggio, lungo i colonnati. Per non parlare delle plafoniere sotto i portici, rotte e mai riparate con i cavi a vista, ed è buio di sera. Fuori come dentro, vedete? Interruttori di corrente senza scatola, dove chiunque può restare intrappolato tra le prese, specie le piccole manine dei bimbi. Dal capitolato di spesa degli unici passati lavori si legge che sono stati investiti ben 60.000 euro per un solo appartamento al primo piano, al momento chiuso e non si sa se assegnato. Insomma, queste sono vere e proprie case trappole che definirle ghetto non si fa un torto a nessuno, dicono i residenti. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali, torniamo a Treviso dove da giorni, come abbiamo raccontato, si discute, si dibatte su quella singolare decisione dell'associazione trevigiana che nell'ambito di una rievocazione storica dei vecchi mestieri ha deciso di inserire anche quello che spesso viene definito il mestiere più antico del mondo. Vista così, all'esterno della sede dell'Associazione dei Mutilati e Invalidi di Guerra di Piazza Pio X, sembra una locandina come un'altra che annuncia la rievocazione dei vecchi mestieri. Ma è quando si arriva al dettaglio che non possono passare inosservati i nomi di alcune partecipanti. Spesso i Ginger e Cocò Lamour c'entrano davvero poco con le foto di falegnami, ciabattini, impagliatori di sedie e via discorrendo. E allora ti accorgi che tra gli antichi mestieri rievocati la prossima settimana dall'Associazione Doge c'è anche quello più antico del mondo ed esercitato nelle case dalla lucetta rossa sempre accesa e che la senatrice Merlin negli anni 50 del Novecento ha deciso di cancellare. Come vi siete inventati questa storia di riaprire le case chiuse anche solo per storia? La storia è importante a Treviso anche perché questa è una zona molto importante per le case chiuse perché ce n'erano addirittura 5. Infatti siamo a ridosso di Cae de Oro, per secoli zona che la città aveva stabilito per il sesso a pagamento. E per questo nella piazza Pio X, che sarà interdetta al parcheggio per tutto il prossimo fine settimana, l'area destinata a rievocare le case per il maschio piacere sarà proprio dove prima del bombardamento del 7 aprile esistevano veramente i postriboli. È una rappresentazione allegorica molto spigliata, diciamo divertente, bellissima, che viene fatta a modo di spettacolo, quindi una cosa molto, molto bella, molto caratteriale e anche con costumi molto belli. C'è chi dice che potrebbe essere un po' sconcia. Ma no, questo non c'è mai, la scontezza deve essere sempre una cosa goliardica, bella e da far vedere com'era la zona in quel periodo. L'atmosfera sarà ricreata per tutte e due le giornate da artiste del burlesque, con tanto di spettacolo finale domenica sera, dove sarà garantito l'alto erotismo ma soprattutto zero porno, evento che sta già facendo discutere la città. E quelli che dicono invece che è una sconcezza, che non dovrebbe essere, anzi dovrebbe essere dimenticata questa pagina, diciamo un po' denigratoria per le donne. Beh, di solito quelli che parlano così sono proprio quelli che ci andavano con queste donne qua. E tra i trevigiani c'è chi è d'accordo, chi è meno d'accordo e chi invece magari è un po' più confuso. Sentiamoli. Sabato prossimo, nell'ambito di una rievocazione storica, riaprono una casa chiusa. Cosa ne pensate? Ma da che parte? Giusto. Perché? Perché è una bella cosa per la città e per tutti. Fa rivedere che riaprono i casini? No. Tu che sei una ragazza cosa ne pensi? È giusto. Per capire com'era? Sì, non tanto giusto secondo me. Perché? Perché... Con tanto di burlesque. No, non mi piacciono queste cose, quindi no, secondo me non va bene. È meglio che ci dimentichiamo le case chiuse. No, forse è meglio che ci ricordiamo, più che dimenticarle. Sbagliato. Beh, era una rievocazione storica, quindi per far vedere com'era. Beh, forse, vabbè, ma non saprei dirle, guardi. Comunque per lei, insomma, non va. Per lei no. Giustissimo. Ma non è che sia un po' sconcia sta cosa? No, benissimo. È d'accordo? È d'accordissimo. Non è che sia un po' sconcia sta cosa, no? No, secondo me no. Perché vi non fate per i ragazzi stranieri? Adesso restiamo a Treviso e parliamo invece di un fenomeno che interessa gli alberi sulle mura, gli ippocastani. Sembra
già arrivato l'autunno per gli alberi sulle mura, ma la colpa è di un insetto e di un fungo. Foglie gialle o rossastre quando non completamente rinsecchite, sui rami o già per terra. I colori dell'autunno hanno fatto la loro comparsa con grande anticipo lungo le mura ed interi tratti di alberatura appaiono così. Non è uno scherzo del tempo, ma l'effetto di due malattie che colpiscono esclusivamente l'ippocastano, che con oltre 400 esemplari è il re della cinta muraria. A minare la sua salute da ormai diversi anni è un insettino responsabile della cosiddetta cameraria, che scava delle gallerie nelle foglie e ne provoca insecchimento e caduta. Cameraria che si è presentata a braccetto con un'altra magagna, l'antracnosi, causata invece da un fungo già noto agli agronomi, ma quest'anno particolarmente virulento. Abbiamo avuto una primavera piuttosto piovosa, maggio in particolare è stato freddo e molto piovoso, e in quell'ambiente lì le foglie sono sovracresciute probabilmente, erano molto tenere e il fungo in presenza di umidità ha pensato bene di insediarsi, quindi oggi vediamo un problema che in realtà era già presente in maggio. Una cura definitiva non c'è. L'insetto, è vero, si può combattere iniettando un apposito medicinale che lascia però sul tronco delle necrosi come queste, oltre a indebolire la pianta. Per il fungo invece cosa si può fare? Purtroppo nulla. Il rame e i prodotti suoi fratelli anche di sintesi che sono efficaci contro i funghi sono dei veleni anche per la pianta stessa, quindi il rischio è di ammazzare il paziente nel tentativo di salvarlo. Sostituire tutti gli ippocastani con altri alberi non si può, ci sono vincoli e sarebbe troppo oneroso, sia in costi che nei tempi. Più saggio invece pianificare un'adeguata manutenzione e la periodica sostituzione delle piante più compromesse. Mantenerli sani, quindi attraverso le potature, attraverso la fertilità di suolo, possiamo dare dei benefici, ma non esiste la cura, la bacchetta magica purtroppo. Tanto vale prenderne atto e consolarsi ammirando lo strano decorso della malattia. Le chiome, ormai completamente secche come questa a Ponte Dante, spremono le ultime energie dell'estate per una seconda fioritura, regalando un supplemento di primavera a settembre. Adesso ci colleghiamo in diretta telefonica con il nostro Lorenzo Maier, perché ci siamo, insomma, fra pochi giorni, l'inizio della Mostra del Cinema al Lido. Allora Lorenzo, che atmosfera si respira? Ormai ci siamo quasi. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Buongiorno dall'Hotel de Ben del Lido di Venezia, dove pochi minuti fa c'è stato il primo appuntamento di questa settimana, di queste quasi 2 settimane, della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La mostra verrà inaugurata mercoledì, ma siamo qui al De Ben perché oggi è stata aperta una mostra fotografica in uno dei luoghi simbolo della mostra del Lido, che ricordiamo è chiuso come struttura ricettiva da un decennio. Proprio per questo, come hanno sottolineato poco fa le parole sia del presidente della Biennale Paolo Barazza, sia del direttore del festival Alberto Barbera, la Biennale Cinema ha voluto iniziare da qui, da questi saloni, per allestire una mostra fotografica con 300 polaroid giganti che raffigurano i ritratti di 300 vivi dello Festival del Cinema, tra le migliaia di persone che sono passate e di personaggi che sono passati in questo red carpet. La mostra è ad ingresso, la mostra fotografica ovviamente è ad ingresso gratuito, sarà aperta per tutta la durata del festival e anche per la settimana successiva, quindi si chiuderà il 15 settembre. Ricordiamo che lo scorso anno, quando per la prima volta la Biennale ha voluto lanciare a Venezia, l'amministrazione comunale e al mondo, questo segnale di riapertura, per quanto simbolica, dell'Hotel de Ben, lo scorso anno ci sono stati 33.000 visitatori. Ovviamente l'ingresso appunto è gratuito, è una chicca nel percorso di questo festival, che già si presenta con un programma molto ricco di star, di celebrità e di film. Il presidente della Biennale, che ricordiamo a dicembre concluderà il suo quadriennio e poi si aprirà anche il Toto Nomine per la sua successione, ha comunque salutato tutti gli addetti ai lavori. C'è un clima ovviamente frizzante di festa, di grande attesa per l'apertura di mercoledì, che dovrebbe vedere molti personaggi arrivare qui a Lido. Non ci sarà il presidente Mattarella
alle prese con la crisi di governo, ci dovrebbe essere il ministro tuttora in carica Bonisoli e molti personaggi, soprattutto legati al cinema, alla mondanità, alla cultura. Quindi il Lido è pronto a vivere queste 2 settimane che fino al 7 settembre sono ogni anno il clou della stagione. Per quanto riguarda gli aspetti logistici è già scattato il piano della sicurezza e se non hai domande dallo studio per il momento vi salutiamo e questa sera appuntamento agli aggiornamenti nei nostri notiziari. Grazie Lorenzo Maier e buon lavoro. Dunque ormai è tutto pronto e questa mostra fotografica, insomma, storica è l'antipasto di quanto accadrà mercoledì. Ci ha confermato Lorenzo peraltro che non ci sarà il Presidente della Repubblica Mattarella, evidentemente alle prese con la crisi di governo. Mercoledì peraltro dovrebbe essere il giorno in cui si dovrebbe capire se forse ci sarà un governo o meno. A proposito di politica, questa sera a 20:10 la politica in primo piano ovviamente con l'onorevole Gian Antonio De Re, eurodeputato della Lega, e il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Quella di lunedì 26 agosto sarà una giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza buono, ma vediamo nel dettaglio la previsione. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento ovunque al mattino, poi durante le ore più calde della giornata potrebbero svilupparsi dei temporali sulle Alpi, localmente anche accompagnati da grandine. Attenzione dunque. Temperature stazionarie minime tra 19 e 24 gradi, massime comprese invece tra 29 e 32 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono dei piovaschi sparsi sulle aree montuose a partire dal pomeriggio, mentre altrove sarà asciutto e anche maggiormente soleggiato. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime tra i 30 e i 32 gradi. Tempo instabile sul Trentino Alto Adige con isolati acquazzoni in giornata alternati comunque a delle schiarite maggiormente asciutte. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 31 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.